Parla Fanazzurri, benvenuti sul canale Notizie di Napoli. Andiamo alle ultime dall'Azzurra, ma prima, se siete nuovi qui, già iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdervi nessuna novità dal Napoli. La Lazio, grazie alla vittoria per 0-1 sul Napoli, si è portato momentaneamente al secondo posto in classifica. Ne ha parlato il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri in conferenza stampa. Io questo Napoli lo invidio perché vincerà lo scudetto. Io non ci sono riuscito. Devo fare i complimenti alla società che ha avuto molto coraggio in estate facendo determinate scelte. Inoltre c'è il direttore sportivo Cristiano Giuntoli che è un vero e proprio fenomeno. Ancora sul Napoli. Penso di avere lasciato qualcosa anche se non ho vinto. Non è che io abbia delle rivincite da prendermi. Sono 3 punti importanti perché arrivati contro la squadra più forte del campionato. Sulla gara della Lazio al Maradona, le partite col Napoli sono estremamente difficili. Pensare di venire qui e dettare legge è complicato, così come pensare di difendersi sarebbe stato un suicidio. Abbiamo fatto gol su una lunga fase di possesso nostra. L'aspetto importante era quello mentale, nel convincere i ragazzi di poter fare i risultati. Dobbiamo restare umili. Queste sono gare che fai meno brutte figure perché trovi di fronte una squadra che gioca a calcio come noi. Ci piacerebbe sentire i tuoi pensieri nei commenti qui sotto. La tua opinione è estremamente preziosa per il club e per i suoi tifosi. Presto vi daremo notizie più aggiornate sul Napoli. Forza Napoli sempre!